Come annunciato nei giorni scorsi, Fincantieri ha riaperto gli 8 cantieri in altrettante regioni secondo la ripresa graduale dell'attività. 200 le persone rientrate nel sito di Marghera, il 4-5% della forza totale, fa sapere l'azienda. Si tratta di dipendenti diretti del gruppo cantieristico, ovvero addetti alla progettazione e programmazione, tra misure di sicurezza e filtraggio agli ingressi con misura della temperatura corporea. A questi si aggiungono gli addetti delle ditte impiegate nella sanificazione degli ambienti, security e guardie ai fuochi. L'entrata si è svolta su 2 turni, il primo dalle 8 alle 16.45, il secondo dalle 8.30 alle 17.15 e dopo la consegna delle mascherine si è svolto un corso sulle nuove normative di sicurezza. Eppure, secondo la FIOM, c'è stata una mancanza da parte dell'azienda. Il vero problema che io ci intravedo è che queste persone rientrano, ma non è ancora stato condiviso con il sindacato un protocollo sulla sicurezza per quel che riguarda il cantiere di Marghera. I lavori sono ancora in divenire e io ritengo che si dovesse prima condividere un protocollo di sicurezza, altrimenti il rischio è che si decida unilateralmente. L'azienda però, dopo aver avuto l'autorizzazione del prefetto di Venezia per la riapertura, dichiara di aver informato il sindacato che a sua volta avrebbe visionato il protocollo aziendale. Se io prendo il protocollo nazionale che è stato siglato il 14 marzo 2020 tra parti sociali, Confindustria, con la supervisione del governo, l'articolo 13 prevedeva l'instaurazione all'interno del lavoro di un comitato e possibilmente di un protocollo di sicurezza aziendale, perché quello nazionale è generico, poi logicamente bisognerebbe declinarlo sulle singole aziende e singole attività perché possono esserci delle specificità. Ecco lì il proseguio, il confronto sta proseguendo, ma non si è ancora definito un protocollo sicurezza. Far rientrare le persone, sia pure in maniera graduale, senza capire che tipo di misure di protezione si vogliono adottare, senza accettare i suggerimenti anche dei delegati dell'RSU e degli RLS, detto, mi sembra prematuro perlomeno si poteva aspettare e verificare che ci fosse un protocollo condiviso. Ad oggi le informazioni che ci vengono date sono parziali e quelle poche che ci vengono date a volte riscontriamo che non corrispondono al vero. Intanto per la prossima settimana è previsto un incremento che porterà il numero dei dipendenti a circa 450.